Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superalana, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui con il nono episodio della carriera allenatore col Napoli. Questo veramente sarà un episodio molto ricco, tra l'altro penso che sarà anche l'episodio che durerà di più perché sono successe più cose che non immaginate e che non immaginavo neppure io. Prima di farvi vedere l'episodio vi chiedo di lasciare un bel mi piace, un bel commento e iscrivetevi al canale. Allora, ci eravamo lasciati con questa partita da giocare, questo big match Napoli-Liverpool. Io vi faccio vedere brevemente la classifica così da ricordarci un attimo. Napoli che appunto comanda la classifica di Champions League a quota 11 punti, poi ci sono i Rangers a 9, Liverpool a 7, quindi potremmo vincere per distaccarci ulteriormente, e poi l'Ajax che chiude ad un punto. Quindi io andrei un attimo a vedere la posta perché c'è questa mail che riguarda appunto Franco Zambo Anghissà, che ha raggiunto i livelli fisici e tecnici che ci aspettavamo da lui, quindi ottimo così, e andiamo a fare la conferenza stampa pre-Liverpool e poi startiamo la partita. Allora, io giocherei con Benzema in attacco, Kvaratskhelia, Zielinski, Politano li lascio, mettiamo solamente Ndombele al posto di Zambo Anghissà. Allora, da questo episodio in poi, raga, proverò una nuova modalità, quindi non farò più la solita telecronaca che mi avete visto fare negli altri episodi, perché c'è un ragazzo che nei commenti mi ha dato un consiglio, un suggerimento, e sapete che io li leggo tutti. Mi ha detto prova a commentarla come se fossi appunto l'allenatore della squadra e non un telecronista. Quindi proviamo questa nuova modalità, vediamo se vi piace di più e fatemelo sapere nei commenti. Bella, guarda qua come ho questo Napolo, guarda come ho questo Napolo, Politano, incrociala! Sul primo palo, troppo sul primo palo, va bene così. Attenzione, ma da chi sarà arrivati in da port? Ma fammo cacchi temu. Ma se non sai come da rung. Bella, guarda qua, vedi che c'è lo spazio per Politano! Mannacci, il portiere ha cominciato a manare la voto. No, sarà solo lui. Mamma mia, che si è mangiato. Bella. No, non è scattato. Va bene. Dai. Dai la centrale. Bella. Da questa parte. Poli! 1-0! Matteo Politano. Matteo Politano. Bella maestro. Lo tiene in vita, guardate che pallone! Come canta questo pallone? Bella per il maestro. Gira. Mannaccia, gira. Mario è tuo. Mamma mia, non te lo dico proprio. Dai, andiamola a chiudere. Dai, sta partita. Stiamo guardando solo noi. Dai, che palla. Scattalo. Sottofier. Scattalo. Salai è il tuo. Power shot di cazzo. Alta. Mamma mia, che palla. Dobbiamo segnare. Non me ne frega proprio. No, lo facciamo mangiare proprio. Vai Dilo. Vabbè, su lì. Che faccio? Non la segna. Dai, ci fa pallonetto. No. Vai sempre, vai sempre. Vai sempre. Ah, fa mocca. Ma che gol l'ho fatto, giù. Dici sì, trova caffanato. Dice sì, con Benzema, Zielinski, a volo da faccia. Finisce qui ragazzi, 3-0, una partita dominata contro il Liverpool e quindi sempre più primi. E adesso abbiamo il Bologna, ma in realtà io andrei a simulare la partita e vediamo un po' cosa succede contro questo Bologna. Dai Benze, dai, dentro Zielinski! Fuori, pensava che era gol. Attenzione Zielinski, dai, Zielu, dentro per Benzema, palla per il portiere. Calcio di rigore e arriva il gol di Zielinski, 1-0. Parato. Dai Napoli, dai. Zielu, e arriva il gol di Zielu. Sbaglia il rigore però fa gol e va bene così. Ecco Vara la palla dentro e arriva il 2-0. Kvaratskhelia è il nuovo Messi Giorgiano. Dentro Kvara, il tiro deviato. Ancora lì la palla, resta lì. Benzema. Dentro Zielu e arriva la doppietta di Zielinski. Grandissimo. 3-0. Doppietta di Zielinski. Bella palla per Poli dentro Benzema. Dentro Zielu. Tripletta di Zielinski. E il rigore anche sbagliato. Va bene così, vai al risultato. Vediamo. 6-1. Segna anche Benzema. Politano. E va bene così. 6-1. Andiamo avanti. Vediamo adesso cosa ci aspetta adesso l'Inter.
Andiamo a vedere un attimo la posta in arrivo. Possibile incarico Nuova Zelanda. E poi la mia ricerca in Francia sta per concludersi. E che ne saccio? Qualche sudamericano. Vai, un argentino. Vai, fammi vedere un po' in Argentina si trova qualcuno. Fratam. Dai, andiamo avanti perché a proposito di argentini abbiamo un Inter da affrontare. E Napoli-Inter. Ci facciamo la conferenza e poi startiamo la partita. Dai, questo è importante. Contro l'Inter. Vietato sbagliare. Vai, spingiamo, ci siamo. Vai Rakma. Bella. Vai Anghissà. Bella Zielus davanti al portiere un'altra volta. Incrociala. Non c'è storia. 9 minuti. 1-0 per il Napoli. Facciamoli correre, facciamoli stancare. Bella Benzema. Dentro ancora per Zelischi. Bella. Che palla dentro per Benzema. Schiattalo. E siamo a 2. Non c'è storia. È il Napoli che comanda. Bella, tagliala dentro per Politano. Sta ancora solo lui. Bella Poli. Incrociala. E siamo a 3. Mamma mia, non c'è storia. Non la perdiamo, bravi. Bella. E stiamo a 4. Dai, finisce il primo tempo. Poi vi dico la verità. Farò questa cosa, magari me ne pentirò dopo. Vado direttamente al risultato finale. 4-0, mamma mia, 4-0. Non immaginavo di poter mai fare questa cosa perché, ripeto, anche a campione ho sempre perso. Però si vede che l'allenamento e anche il fatto che stiano veramente bene i giocatori, anche mentalmente, mi fa fare queste partite così. Andiamo avanti e vediamo cosa succederà. Allora, adesso c'è Fiorentina-Napoli. Per sfizio devo andare un attimo a vedere la classifica. Noi siamo a 46 mentre l'Inter è a 38, quindi l'abbiamo distaccata ulteriormente. La Fiorentina è più sotto della quinta posizione, quindi io andrei a simulare la partita, oppure giochiamo soltanto i momenti clou. Qualcuno mi ha detto che è un po' buggata come modalità. Io l'ho provata una sola volta e fortunatamente riuscì a vincere. Ok, già all'ottavo attacchiamo, vediamo un attimo, non dobbiamo perdere il pallone, se no mi fa ripartire. Ok, bella, ok, no, oggi perso pallone, finito l'attacco. C'è difficile perché una volta che perdi ma com'è? Rigore? No, non ci credo. Perdiamo con la Fiorentina, amore. Come si sta stronzato? Lo sapevo. Stiamo perdendo con la Fiorentina. Su quelle modalità che... Un altro rigore. Ma come 2 rigori in 15 minuti? Ma dai, ma che bug è? Fammo, uno tu pare però, no? Calcio di punizione a 2 per il Napoli. La batto per terra, nel chill. Così, devo essere bravo a non perderla. Bella Zielu. No, vedi, è difficile perché una volta che la perdi è un casino questa modalità. Qua è 2 contro 1. No, sono un coglione, non so giocare così. Fiorentina in attacco. Non è solo quando gioco io. Devo anche difendere. Vabbè, calcio di punizione a 2. Vabbè, questa l'ho persa, ma questa è difficilissima, dai. Ma quanti ne sono? Muto. Benzema piglio pallone 1-2, però siamo al 71esimo. Dobbiamo vedere la prossima. Anche se qua un po' di bug c'è stato, perché praticamente la palla l'aveva recuperato il difensore. 85esimo, questo è l'ultimo. Me la perdo. Ho perso. Finita, oggi 2-1 ho perso. È una modalità difficile, raga. È una modalità difficile. Non so chi di voi ci ha mai giocato a sta modalità, ma è difficile perché non puoi perdere mai il pallone, perché poi non te lo fa recuperare. Cioè l'hai perso e basta, stop. Andiamo avanti. Allora, adesso abbiamo Napoli-Empoli, però vediamo che c'è un bel po' di posto. Ho ricevuto purtroppo delle lamentele da parte della squadra Sassuolo riguardo lo scarso minutaggio alla Raspadori. Ci hanno fatto sapere di voler richiamare il giocatore dal prestito. Purtroppo, raga, ci sta. Non l'ho fatto giocare per troppo tempo. Che cazzo, pure Ndombele. Quindi è tornato al Tottenham. Porca troppa. E quindi pure Simeone. Cioè ho perso tutti questi giocatori. Ma che palle. Mamma mia, doccia fredda in questo episodio. Allora, aspettate un attimo. Allora raga, facciamo così. Nei commenti per il prossimo episodio ditemi qualche giocatore da poter prendere al posto di quelli che sono andati via. Allora, simula partita. Andiamo a simularci Napoli-Empoli. Dai ragazzi, dai, magnata piglia. Qua ci stiamo facendo palleggiare all'Empoli in casa. Cioè stiamo subendo mezz'ora, manco un'azione del Napoli. Addirittura paratona sotto e sotto di Navas. In casa con l'Empoli. Cioè, ma è realistico il gioco. Ma non riusciamo a giocare. Dai Benzema, dai. Magnati le case più forti. E andiamo, 1-0. E dicevi, oh no. Che ti ho detto che facevano l'1-1? Lo sapevo. Vai Politano. Vai Benzema, vai Politano. Vai Zielu. Vai Lobo, vai. Fa mucco, vai Benzema. E
dai. Doppietta di Karim dei Dream. Non si molla. Mamma mia Navas. Ah, mia vai, siamo 70esimi e l'Empoli attacca ancora. Mamma mia, altra parata di Navas. Vai Mario Rui, vai Bara. Rangella Naz, bella per Zielu. Bella. E 3. Tripletta di Karim The Dream. La decide lui. Karim The Dream Benzema. Quando siamo all'85esimo. A posto. 3-1 e va bene così. Raga, pensavo di aver avviato la registrazione, invece no. Vabbè, comunque sto simulando un'altra partita, stavolta con la Fiorentina. E andiamo. Vamos Napoli. Andiamo! 2-0 per il Napoli. Bravo Zielinski. Bravo. Mamma mia, vai Zielu. 3-0, 20 minuti. Mamma mia, che Napoli. Vai. Dai. Facciamo un altro gol e vado direttamente al risultato. Mamma mia, vedela come gioco. Vai Benzema, vai dentro. 4-0. Anche Zamboan chissà. E allora andiamo direttamente al risultato finale. Tra l'altro con la neve. 5-2. Segna anche Politano e per loro Gonzalez e Castrovilli. Va bene così. Altra partita vinta, altra partita simulata, ma già repusata. Ok, andiamo avanti. Allora, guardiamo un attimo la posta. Giocatore squalificato, Kvaratskhelia. Vabbè, abbiamo Traoré. Un altro paio di mail. Ritiriamo la nostra offerta per Ostigard, Manga Valissarad e un Manchester United Votruana Zielinski. Meret 17.700.000 dal Kaplan. Io comunque Meret me lo sto facendo proprio giocare. Zielinski rifiuta offerta, non Vorung. Meret non lo so, 17 milioni, che poi tra l'altro ho rifiutato 19 milioni, mo metto a accettare 17,7. Che però comunque sarebbero dei milioni, perché poi potrei prendere anche per esempio Gavi, che costa un po' di più, andando ad aggiungere ai 29 che già c'ho. Proprio non c'ho il portiere. Dai, rifiutiamolo, dai. Non c'ho il portiere di riserva, ma anche i Canas fa male Navas, che faccio? Altra mail. Olanda, rifiuto offerta. Cioè, ha già rifiutato l'Italia, ora metto a fallo Olanda. Allora, l'Inter dovrebbe essere sempre la seconda in classifica, però voglio me la rischio pure stavolta e facciamo, simula la partita. Aia, 1-0 Inter con Lukaku. Questa sarà più difficile, questa sarà più tosta. Attenzione, qua ne prendiamo un altro. Mamma mia, parata di Navas. Fine primo tempo, vai giù. Riprendiamo, fine primo tempo, 1-0 per l'Inter. Ma aspetto un altro po' e vediamo. Stanno giocando anche pure di più loro. Vai Benzema, vai, una delle due. Vai Benzema, vai Benzema, vai. E andiamo, 1-1. Bella Benzema, bravo. Vai. Facciamo fare questa azione all'Inter. È successo niente, 70esimo. Dai Mario. Bella Lobo. Dentro Politano. Metà Miezdilo. Dai, scendiamo in campo, dai. Mancano gli ultimi 10 minuti, ce li giochiamo noi. No. Mamma mia, meno male che qua che è tornata a rete. No. Bella Murata. E nata Vodais. Che culo rutto. Bella Saliba. E per Benzema, vai che è buona, vai Traoré. Musa Solis. Zielu 2-1 nel minuto di recupero e il Napoli passa anche a San Siro dopo la goleada dell'andata. Vamos! Allora, andiamo avanti, vediamo un attimo. Posta in arrivo, vabbè, la squalifica scontata da Kvaratskhelia. Avanziamo, vediamo un po'. Abbiamo l'Atalanta la prossima partita. Allora, resoconto su Nicolò Zaniolo. Vabbè, ma Nicolò Zaniolo sarà 48, ma lui non lo sapevo sicuramente, stava così tanto. E devo decidere o lui o Gavi. Posta in arrivo, vediamo un altro po'. Ostigard, l'Arsenal e poi il Siviglia per Politano. 25 milioni e 5. No ragazzi, io i miei pezzi pregiati non li do. Una cosa che voglio cambiare è che voglio inserire sempre di più giocatori che sto facendo giocare poco in questo Napoli, quindi voglio fare un po' di turnover. Ho sbagliato io sinceramente. Stanislav Lobotka 38 milioni. Allora però io potrei fare un ragionamento tipo, con questi soldi che mi faccio da Lobotka potrei poi prendere Gavi a quel punto, che è molto più giovane e potenzialmente può diventare anche più forte. Proviamo a fare questa magia. Accettiamo l'offerta. Mamma mia, voglio che cazzo ho combinato. Ho accettato l'offerta per Lobotka e provo a fare questa magia, ragazzi. Allora, simulazione veloce, questa qua mi interessa proprio. Napoli-Atalanta, vediamo. Spero di non perderla. 1-2. Guagliù, e che palle. Quando simuli così, guarda, è sempre perché il gioco ti deve mettere in qualche modo in difficoltà. Ma adesso il mio pensiero sta a Gavi, perché se non riesco a fare Gavi mi sono rovinato il centrocampo. Ah mamma, cioè voglio Lobotka, mi sono venuto Lobotka, non ci credo, prezzo decente. E mo' mi ha giocato un top player che potrebbe appunto essere rappresentato da questo giocatorino qui. Contatta per acquistare.
Gavi. Allora, offerta per il cartellino. Facciamo 43 milioni, dai, offriamo. Offerta cartellino 64,8. Ma stanno buono, caga, 64,8. Capo, manca ce la faccio, che ne tengo. Rinegozio offerta, ma chi se sta buono? 60.000 e ce la fai. 60 milioni, guarda 60.000, 60 milioni. Vediamo. Wow, ma ha spiazzato. Mamma mia, ha accettato. Mamma, mi ha spiazzato un attimo. Però, mo, andiamo a trattare un attimo col giocatore. Questo è un bel colpo. Però minchia, 60 milioni, ruolo importante quando dico proprio, è proprio cruciale, da ci mettere posti la botta, 5 anni, accetta, va. Clausola rescissoria, chissà, chissà, secondo me una bella clausola rescissoria, i 100 milioni di euro, cioè posta, quello, quei bonus di ingaggio mi ci fa stare pure il leggere, faccio direttamente accetta, pure perché un video di scatola. Andiamo! Vediamo un po' dal Newcastle. Gavi, 60 milioni di euro. Pablo Gavi, buon uomo squadra. E finisce qui anche il nono episodio della carriera allenatore. Come avete visto, raga, tanta roba, soprattutto nel finale. Ho venduto Stanislav Lobotka, ha detto anche Iniesta, su vostro suggerimento, tra l'altro. Perché? Perché c'era questa occasione, chiamiamola così, di Gavi, centrocampista centrale, 20 anni dal Newcastle. Ho preso lui, quindi vediamo anche la sua crescita, cosa ci porterà. Nei commenti fatemi sapere sempre cosa ne pensate, datemi qualche altro suggerimento per gli altri ruoli, perché avete visto, no, ci ha lasciato qualcun altro. Nel 10° episodio vedremo anche l'esordio del Napoli in Coppa contro il Palermo. Un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, grazie per la visione e sempre forza Napoli. Ciao, aiuto!